3 punti per continuare la corsa in vetta. La Reggio Ravagnese vuole dare continuità dopo la vittoria esterna per 3-1 a Cittanova. Nella seconda giornata del campionato eccellenza calabrese la squadra di Mister Misiti affronta il San Luca con pagine ospite reduce da un KO all'esordio contro la Paolana. Sul sintetico dello stadio Lopresti di Gallico arbitra il signor Manuel Gatto di Lamezia Terme coadiuvato dagli assistenti Vladimir Renda di Catanzaro e Mattia Roberto, anche lui di Lamezia Terme. Velocemente la formazione della Reggio Ravagnese che inizia con Currà, Maesano, Scoppetta, Zuccalà, Cordova, Urruti, Di Biase, Puntoriere, De Leon, Baldè e Gatto. Partiamo grazie alle immagini a cura di Mirko Giacobello. Dopo 5 minuti Reggio Ravagnese, apertura di Maesano in zona Gatto, lo stop di Gatto che avanza nell'1 contro 1, se la porta sul destro, cerca il palo più lontano, bello l'intervento di Martin che la mette in calcio d'angolo. 14esimo, ancora un lancio lungo, stavolta per Baldè, defilato, Baldè riesce a concludere in qualche modo il pallone, colpisce il palo ma secondo il direttore di gara alla fine entra, supera la linea. Allora 1-0 Reggio Ravagnese, ma ci sono le proteste del San Luca. Minuto 16, De Leon a destra in azione personale, tunnel all'avversario, ingresso in area di rigore, il mancino, ancora un gol della Reggio Ravagnese. 1-2 pazzesco per la formazione di Mister Misiti tra il 14esimo e il 16esimo. Prima il gol di Baldè, poi quello di De Leon al 20esimo, il cross di Puntoriere, ancora De Leon, si coordina sul secondo palo ma stavolta la ciabatta sul fondo. Minuto 30, solo Reggio Ravagnese, schiacciato il San Luca, Baldè per De Leon, la imbuca su Puntoriere, il pallone in area di rigore, l'1 contro 1 col portiere. Stavolta sbaglia clamorosamente Puntoriere, ma al 37esimo riesce a riscattarsi De Leon per Urruti che mette dentro, eccolo qui il destro di Puntoriere, viene solo sporcato dal portiere che la va a deviare sul palo e poi il pallone termina in rete. 38esimo, lo sprint a sinistra di Baldè, Reggio Ravagnese che mette a ferro e fuoco la difesa avversaria, ancora Baldè, tenta lo scavetto ma il portiere in uscita gli chiude lo specchio. Siamo al 42esimo, Maesano a destra punta l'avversario, riesce a passare anche di fisico Maesano, ancora un altro saltato il sinistro che finisce all'incrocio. Un gran gol quello di Maesano, poker della Reggio Ravagnese contro il San Luca. Non c'è partita fin qui ma quello di Maesano è un gran gol, quello che chiude anche il primo tempo. Gara fin qui a senso unico, 4-0 tra Reggio Ravagnese e San Luca. Ci sono dei cambi doppi per quanto riguarda Reggio Ravagnese, tocca a Verducci e Baima per Zuccalà e Di Biase, ancora 2 cambi quando siamo al 54esimo, Arcudi e Gomez per Puntoriere e Gatto. 59esimo, il San Luca con Picone dalla sinistra si accentra, va a calciare ma la mette alle stelle. Minuto 65, i giallorossi adesso trovano il bandalo della matassa, Morris per Santarossa, la mette dentro, c'è Ferrero che la calcia malamente sul fondo. Minuto 69, alla fine riescono gli ospiti a trovare il gol, cross sul secondo palo di Catalani per Sarmiento che trova così la rete della bandiera. Minuto 71, Foti per Maesano. 78esimo, la punizione di Morris trova la respinta di Currà. Finisce così, finisce con la Reggio Ravagnese a punteggio pieno dopo 2 partite, ancora una vittoria, liquidato il San Luca per 4-1. Amici di Wisport, un cordiale saluto e come sempre alla prossima.